Bentrovati per la rassegna stampa di TG Plus, la versione di Treviso, partendo con la tribuna di Treviso. Vedete che anche qui mamme arcobaleno contro la procura, questa è la notizia del giorno, ma da qualche giorno i nostri figli non saranno più fratelli tra loro, clima di terrore che lede i diritti di questi bambini, è un argomento che porteremo avanti per qualche giorno. Marca dei record, depositi bancari per 40 miliardi, la provincia di Treviso da anni il vero e proprio forziere del Veneto, il denaro immobilizzato nei conti correnti per metà delle famiglie. Udienza, gruppo 0600 creditori chiedono la restituzione dei soldi e Chimi gravissimo, il pugile si difende, quell'uomo mi ha aggredito. Ancora si parla di quella lite dove c'è stata una tragedia. Estate incantata col cinema e concerti nei quartieri, questo a Treviso. E siamo Simo e la carrozzina per il grande sogno della New Marathon, una bella storia che viene raccontata su Tribuna di Treviso, mentre sul Gazzettino troviamo le mamme gay, caos e polemiche. A Padova procuratore chiede di annullare gli atti e un altro accoglie il ricorso di una coppia. Anche tra di loro vedete che ogni tanto non vanno d'accordo. Schlein, la destra la smetta di accanirsi, Conte, Treviso sbagliato, illudere le coppie e avanti. Così Lega marcato, si sfila, ucciso un sogno, ma guai a chi tocca i miei. L'assessore si ritira dalla corsa dalla segreteria, io estraneo a certe dinamiche, però naturalmente lui protegge tutto il suo gruppo che gli fa da scudo. Rischio faida dopo la lite stradale e il pestaggio, si parla ancora di quell'avvenimento che è capitato a Treviso, insomma, Kosovar, gli amici minacciano una ritorsione poi gli amici di quello che è stato picchiato. E la storia sotto, si parla ancora di quel sottomarino, soltanto poche ore di ossigeno, incubo nel sottomarino disperso. Se si va sul Corriere del Veneto troviamo Madri arcobaleno in piazza, il primo caso a Belluno, l'avvocato Paniz finora sconfitti, vinceremo in Europa. E due mamme, due papà per figli è uguale, contano l'amore, la presenza, la stabilità. Su questo si può essere anche d'accordo, ma un giornalista non può dare la sua opinione. Logico, io vi leggo in notizie, poi decidete voi. Lo strappo di Marcato si ritira dal congresso, terremoto nella Liga, qui scrivono Liga, Lega, non si capisce mai a volte. E l'ultima lite uccide il compagno accoltellandolo alla schiena. Sembra che siano casi di gelosia anche questi. San Marco, oltre 3 milioni per i mosaici, lo stanziamento che dal Ministero per i lavori. Qui c'è anche quell'episodio di Rebellin, ricorderete, investì Rebellin, subito scarcerato il camionista, vengo in Italia, vabbè, verrà a trovare i familiari. Per quanto riguarda invece la provincia di Treviso, andiamo a vedere l'home page, Sharing Mobility, anche a Treviso parte la sperimentazione, Estate Incantata 2023, oltre 180 eventi a Treviso, e poi c'è il patto tra i comuni per l'inclusione attiva. I comuni sono molti, se volete andare a leggere proprio l'articolo lo vedete lì, trovate veramente, vedete qui quanti comuni sono. Per quanto riguarda anche Treviso abbiamo terminato qui, alla prossima edizione.